vivendo attimi di paura e di preoccupazione, perché ho il papà ricoverato al Sant'Orso, la mamma anziana, anche lei positiva, e io positiva al Covid. Chiede di rimanere anonima ma vuole raccontare la sua storia per ricevere risposte. Chi ci parla al telefono è una nostra telespettatrice, ha 36 anni e vive a Galliera Veneta. La scorsa settimana i suoi genitori anziani che vivono a Tezze sul Brenta, provincia di Vicenza, sono risultati positivi al tampone rapido, diagnosi confermata anche dal test molecolare. 2 giorni dopo anche lei risulta positiva, mentre il marito e i figli di 9 e 8 anni fortunatamente sono negativi. Per tutelare la famiglia e contemporaneamente assistere i genitori anziani si trasferisce a casa loro, un gesto di buon senso che si scontra però con la burocrazia. Eh sì, perché trasferendosi di provincia si cambia USL e quindi da giorni chiede di essere visitata senza riuscirci. Il mio medico di base non può mandare nessuno, in quanto io residente a Galliera in provincia di Padova, non può mandare nessuno qua in provincia di Vicenza, dove sono adesso, perché non c'è competenza territoriale, e dalla provincia di Vicenza non possono mandare nessuno perché non sono residente da loro. Ad oggi non è uscito nessuno a visitarmi, quindi mi hanno dato delle cure via telefono. Sinceramente sarei più tranquilla se mi controllassero una visita. Il medico dei genitori e l'USCA di Bassano telefonicamente le hanno dato indicazioni, ma il suo medico di base, che è nel Padovano, non può prescriverle dei farmaci senza averla mai visitata. Non se ne parla nemmeno, che non prescrive nessun medicinale tranne l'antibiotico, e che loro non possono dirmi di fare queste cose senza visitarmi. Una situazione kafkiana, surreale, se non ci fosse la paura per la salute. Il prossimo tampone è previsto per il 24 di novembre, ma nel frattempo la 36enne è preoccupata. Chiede che vengano a visitarmi, capire se sto andando a migliorare, visto che dei giorni sto meglio, dei giorni sto peggio, e avere un attimo di tranquillità, di certezza dal punto di vista clinico.